Cari amici di Baldo TV, rieccoci ancora presenti per dover segnalare la situazione meteorologica in nuovo cambiamento nel corso delle prossime ore, una nuova depressione in arrivo dall'Atlantico, quindi dalla Bretagna, scivolerà verso la Spagna e si avvicinerà progressivamente anche al Veneto entro la serata, notte e anche per quanto riguarda la giornata di domenica 14 giugno. È una situazione che porterà lo sviluppo di nuovi rovesci temporali che andranno a verificarsi principalmente nelle aree prealpine e pedemontane, a tratti presenti anche sulla pianura. Il riscaldamento diurno, viste le temperature in rialzo rispetto ai giorni precedenti, porterà anche il, il rischio di fenomeni a tratti intensi, quindi rovesci temporali con caratteristica di nubifragio, isolate grandinate, colpi di vento nei settori particolarmente interessati. Ribadiamo il concetto che si tratterà di fenomenologia da locale a sparsa per quanto riguarda la serata notte, mentre per quanto riguarda la giornata di domani, in particolar modo all'inizio giornata, avremo ancora della fenomenologia sparsa, a tratti diffusa, sia su parte della pianura più orientale e meridionale ed anche nei settori prealpini e su parte della pedemontana. Una situazione quindi che fatica a guarire nel vero senso della parola, in quanto manca sul bacino mediterraneo il formarsi di un'alta pressione che solitamente nell'estate chiaramente è presente o da parte dell'anticiclone delle Azzorre o da parte dell'anticiclone subtropicale africano. Questa caratteristica quindi depone a favore di nuovo maltempo, di nuova instabilità con progressive fasi caratterizzate, alternate a rovesce temporali e a successive e temporanee nuove schiarite. Quindi un'alternanza di un tempo molto dinamico. Per quanto riguarda l'aspetto delle temperature, abbiamo per quanto concerne appunto le basse quote, domani una situazione che vede le minime, quindi le temperature notturne del primo mattino in prevalente rialzo, anche causa la copertura nuvolosa che sarà presente nel corso della serata notte, mentre per quanto riguarda la giornata di domani, proprio a causa della prevalente azione della nuvolosità, quindi del deficit legato al soleggiamento, potrebbe invece la temperatura diminuire sensibilmente. Prima di concludere, diamo uno sguardo anche alla situazione legata ai venti. I venti saranno per lo più di origine variabile, di direzione variabile nelle valli e sulla pedemontana, salvo improvvisi rinforzi in caso di presenza di temporale, quindi rinforzi anche a tratti tesi, mentre per quanto riguarda il flusso in quota tenderà a disporsi dai quadranti nord-orientali, dapprima da sud-est, poi da est-nord-est nel corso della giornata di domani, anche a tratti moderato. Per quanto riguarda invece la ventilazione sulla pianura, avremo una ventilazione per lo più dai quadranti meridionali, quindi da sud-sud-est, con tratti di rinforzo, specie nelle aree soggette a maggiore instabilità, nell'interno della pianura regionale, dai quadranti orientali o nord-orientali. Ribadiamo che le fasi di precipitazione non saranno presenti per tutto l'arco della giornata, ma si tratterà di fenomeni prevalentemente locali, sparsi solo a tratti diffusi, quindi presenti in varie fasi della giornata ad intermittenza. Quindi non saranno giornate categoricamente e con persistenza dettate da una situazione di piovosità presente in tutto l'arco della giornata, ma avremo comunque un tempo capriccioso che porterà quindi una sensazione di instabilità e quindi renderà anche un po' difficile per quanto riguarda i nostri spostamenti se non prestiamo attenzione alle segnalazioni in tempo reale e alle dovute
diciamo, segnalazioni che anche l'utenza stessa potrà fare, compiere anche all'interno del nostro gruppo Meteo Basso Feltrino e Pedemontana Veneta, sempre presente su Facebook e sempre in grado di dare aggiornamenti in tempo reale. Da Riccardo Mazzocco è davvero tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.